Ivan Herreras, una vittoria a tavolino, ma resta la prestazione di Giura Falsu, che era reduce dalla vittoria nella corsa, diciamo, di preparazione. Abbiamo scoperto che fa anche la distanza. Sì, guarda, Pasquale a darmi gli ordini era molto fiducioso. Sembrava che si sentiva che vinceva. E dai, e l'ordine è stato in qualche modo, però abbiamo vinto ugualmente. Fai un bel capotto, derby, Gran Premio, non sono tutti i fantini che ce l'hanno fatta, questa è una bella soddisfazione. Sì, sì, dai, poi con Pasquale stiamo collaborando, abbiamo un bel feeling, i risultati stanno arrivando, pian piano stanno arrivando. Complimenti. Grazie mille, grazie a tutti. Col numero 6, Soniende. Pasquale Canu, insomma, intanto l'hanno nominato Soniende, non a caso. Soniende è un vecchio parente di questa cavalla, il fratello della nonna. Grande cavallo. Grande cavallo, giuro in forza. Sì, 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 io ci credevo tanto perché come ti ho detto prima della corsa durante l'intervista, oggi era proprio all'ultimo buco, stava bene, ero convinto potesse far bene i 2400 metri e alla fine l'ha dimostrato in pista. Sì, secondo me resta la prestazione, anche se sul palo passa Gioia Mu, però la prestazione è rimasta di quelle da grandi cavalli e lei insomma si colloca in questo status. Sicuramente, sì, sicuramente. Mi dispiace per il team di Gioia Mu perché aver vinto in questo modo, aver preferito vincere diversamente, però comunque sia siamo lì, insomma, si equivalgono, c'è stata questa retrocessione a nostro favore, mi dispiace per loro, però le corse sono anche questo. Io ti faccio i complimenti Pasquale, agguanti il primo grande successo ufficiale, bravo, perché è un periodo che i cavalli, come ho scritto nel post, che stanno andando bene, complimenti e in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie. Torniamo con la Coppa Ciamangeria e tempo Cecchino da segnare definitivamente la scuderia che la vincerà per 3 volte anche non consecutivo. Primo criterio del proprietario che dopo derby internazionali per la prima volta iscrive il gruppo nome da proprietario per la edizione del Gran Premio Sardo.